ha senso, l'Italia va ripensata completamente, innanzitutto guardando per noi a questo territorio e dandogli l'indipendenza, poi il resto da solo prenderà il suo coraggio. Tu mi dicevi la burocrazia bisogna batterla, bisogna vincerla e la politica deve assumersi il ruolo, ma è la burocrazia che gli offre l'assist alla politica. Te ne faccio un esempio: 4 giorni fa, giovedì scorso, la settimana scorsa, in Parlamento sono votati tranquillamente, a dispetto delle dichiarazioni centrodestra e centrosinistra, 18,6 milioni di euro al PDL, 18 milioni tondi al PD, 5 milioni e mezzo alla Lega Nord, 3 milioni al SEL, all'UDC e 1 milione a testa SEL, Scelta Civica e quant'altro. In barba a tutto, capisci? Questi se ne fregano, è la burocrazia che gli offre l'assist, perché gli hanno detto lo presentiamo come rimborso delle spese vive, cose che avevamo già detto. Il referendum, avete presente che abbiamo votato l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti? L'hanno reintrodotto come rimborso spese, elevandole 10 volte al di là della prova effettiva della spesa. E l'altro giorno, 4 giorni fa, se lo sono distribuito il maltolto, ripeto, con quelle cifre che ho detto, ma hanno fatto anche di più a proposito di burocrazia, addirittura con la complicità di quelli di 5 Stelle. Hanno votato il DURT, oltre al DURC, il documento unico della regolarità contributiva, abbiamo anche il documento unico della regolarità tributaria, con 21 adempimenti a carico di piccole e medie imprese. E tu pensi di risolvere sto Stato? Ma io faccio volare sta sedia se ci credi ancora, perché tu sei una persona vera, sei uno che ragiona, no, io non puoi essere fossilizzato nel sono passato. d'accordo, Marotta, allora ti dirò dove sono d'accordo. Sei d'accordo sul diritto di voto, sei d'accordo su questo? Non ti voglio iscritto a Indipendenza Veneta, perché altrimenti espellerebbero me, anche se sei una persona cordialissima e di stile, però voglio dire, politicamente, vedi che ragionando capisci che è importante rendersi conto che l'Italia non ha più strumenti per uscirne. Non ha più strumenti, e questo, ripeto, non è perché io sono contro l'Italia, non mi sentirai mai dire né Roma ladrona, non l'ho mai detto neanche quando ho avuto un breve periodo di esperienza fino al 98 nella Liga Veneta di allora, non l'ho mai detto, perché non ha senso. Io vedo le cose positivamente, sono abituato a vivere la realtà anche professionale sui problemi, non puoi, prima di tutto il fatto e poi la soluzione, e la soluzione politica, una soluzione che oggi deve essere innovativa. È caduta Indipendenza Veneta. No, è perché io sono vivacissimo e Indipendenza Veneta me la porto nel cuore, quindi potrei anche non tenerla nel simbolo e dopo la raddrizzerò meglio. E comunque, voglio dire, ci sono argomenti seri che inducono a ritenere, a persone serie come sei tu, mi piace veramente il confronto di questa sera perché dimostri di essere leale competitore, ed è la cosa più bella in politica, trovare persone oneste e motivate negli ideali e anche nella volontà di dare risposte. Che l'Italia non ti consente il cambiamento. Il debito pubblico è una cosa folle che celano. Non siamo in grado neanche di pagare parzialmente gli interessi sul debito pubblico. Il residuo fiscale del Veneto, direttore, consenta che lo dica un'altra volta, perché è quello anche che verrebbe recuperato immediatamente. 21,5-2 miliardi nell'ultimo anno. Se poi ci aggiungi, Marotta, i 9 miliardi di interessi sul debito pubblico procurati dagli altri, fanno 30 miliardi, signori, non milioni, di euro all'anno, divisi 5 milioni di veneti, fanno 6.000 euro a ogni cittadino veneto, dal neonato al centenario se c'è. In una famiglia di 4 persone cosa fa? 6 per 4 fa 24.000 euro all'anno in più, dopo aver pagato tutte le tasse, perché qualcuno a volte me lo dice negli incontri pubblici e mi dice: avvocato, per forza bisogna pur pagare le tasse. No, gli dico: attento, che sono oltre le tasse che hai pagato per i servizi che ottieni, ti prendono altri 6.000 euro a testa. Una famiglia di 4 persone 24.000 euro, considerando anche gli interessi sul debito pubblico, il che vuol dire che in 10 anni ti portano via 240.000 euro letteralmente rubati. Allora non è pensabile, capisci? L'indipendenza è anche una dichiarazione di difesa, è una forma. Infatti nel diritto internazionale si parla anche di forma di resistenza quando vi è la violazione dei diritti fondamentali della persona. Se non c'è violazione dei diritti fondamentali della persona in una situazione come questa, dove l'imprenditore va in azienda e si suicida perché deve pagare le tasse e non ce la fa, ma in questi giorni, l'altro ieri, quando era venerdì o giovedì, sempre 4 giorni fa, l'onorevole Fassina, un sottosegretario del governo del PD, ha parlato quello che io ho detto da questo studio al dottor Bacialli non più tardi di qualche settimana fa, di
evasione per sopravvivenza. Si ricorda che gliel'avevo detto io, per difesa, per sopravvivenza. L'ha detto un ministro, un sottosegretario al governo. Vuol dire che hanno la consapevolezza che non ci sono più le carte da giocare, è fallita l'Italia. O indipendenza o morte, lo dico sempre, caspita, non c'è alternativa.